che non c'è stata nessuna analisi critica rispetto a quella che è stata l'economia e il tipo di sviluppo economico che c'è stato in Sardegna, che è stato importato e imposto violentemente con l'industria chimica, con l'industria pesante, con tutte le porcherie che hanno fatto in questi decenni, per cui adesso anche con la delocalizzazione dell'industria non è che uno pensa abbiamo fallito tutto, abbiamo creato danni. Questi hanno mangiato fiumi di finanziamenti pubblici, hanno consumato il territorio, hanno creato morte, siamo più poveri di prima e quindi cambiamo musica. No, la musica è sempre la stessa. C'è dei rifiuti e c'è la vendita dei nostri terreni, io lo dico sempre, attenzione, perché i nostri contadini, i nostri proprietari che hanno magari terre che non producono perché l'agricoltura l'hanno distrutta ben bene, allora dicono vendeteceli. Eni vuole comprare le nostre terre, E.ON vuole comprare, le multinazionali vogliono comprare le nostre terre, ma mica per farci chissà che, per garantirsi domani. Che io ho proposto che nella Commissione Ambiente che si presentassero tutti i signori della chimica verde e che venisse anche la controparte, che vuol dire chi studia, chi ha studiato anche sulle ricadute drammatiche che ci saranno in Sardegna rispetto a questa cosa. E fra queste persone io assolutamente ho chiesto che venisse invitato Vincenzo Di Galetto. Dormono, dicono sì, la chimica verde speriamo che decolli in fretta perché qui bisogna rilanciare l'economia, è sempre lì. Mentre in tutto il mondo frenano col carbone, no, qui in Sardegna ancora carbone perché il nostro carbone, anzi uno mi ha detto produce molta CO2. E io dico beh, almeno questo dovrebbe farti riflettere, no? Il tenore è davvero molto basso. Il problema del Galsi, che io ho dovuto fare una battaglia pazzesca partendo da sola perché io parlavo un linguaggio che nessuno capiva, perché non si io il progetto Galsi l'ho studiato, ho dedicato 20 giorni della mia vita a studiare tutto nei minimi dettagli, sapere anche l'Algeria che cosa pensasse, la Sonatrach che gestisce il metano che cosa avesse in testa su tutto, arrivando alla conclusione che non ce l'avrebbero dato per fortuna, ma per noi sardi non era comunque contemplato, per noi non c'è nulla. Per cui quello che ha detto Vincenzo, dice ma 150 milioni, certo, articolo comma 1 dell'articolo 3 dell'ultima finanziaria regionale, dove si dice, parole testuali, quindi anche lì l'interpretazione della lingua italiana, in materia di finanziamento per il progetto Galsi, che è per il gasdotto che dall'Algeria porterà il gas metano all'Italia del Nord e all'Europa attraverso la Sardegna. Quindi già ci dicono che non siamo Italia, e a questo basta che ce lo dicano, a noi fa anche piacere, va bene. Già ci dicono questo, ma poi ci dicono chiaramente che è una servitù di passaggio, per cui noi, anziché dire, siccome siamo poveri, se siamo così strozzati economicamente, ci vendiamo la salute, ci vendiamo il territorio, ci vendiamo l'ambiente, distruggiamo i siti archeologici e tutti gli altri siti naturalistici di grande pregio e ci facciamo pagare. Potrebbe essere una scelta, non da parte mia, però no, li paghiamo noi per passare. E allora cosa significa questo? Significa che la classe politica è fortemente collusa. Il discorso della vecchia industria, con i 2 piani di rinascita, quando qui sono arrivati fiumi di denari, e a chi sono serviti? Ad arricchire i Moratti, ad arricchire gli industriali che venivano qui, ad arricchirsi sulla nostra pelle, si sono mangiati finanziamenti e si sono arricchite anche un po' di famiglie sarde. No, che sono quelli che poi detengono il potere, perché noi siamo ancora nelle mani di certe famiglie che si sono arricchite con i 2 piani di rinascita, quindi qui con una verticalizzazione della politica, perché da padre in figlio, a nipote, eccetera. Per cui dobbiamo fare un'analisi molto attenta su che cosa noi dobbiamo fare come cittadini, quindi io dico sempre la vigilanza sul nostro territorio. Dobbiamo essere i primi a vigilare, perché sta succedendo di tutto. Ma a parte i grossi progetti, chimica verde, Galsi, poi sta arrivando a valanga di tutto di più. Ve ne dico una recentissima, però io le battaglie le faccio, la stampa non mi dà luce. Ieri ho fatto una conferenza stampa
erano tutti presenti, non hanno citato una virgola, ma hanno parlato in lungo e in largo della mia controparte, perché c'era una truffa dietro. Non hanno parlato di me, hanno parlato della controparte. Quindi siamo un po' in questa situazione. Allora è passata una delibera velocissima del nostro presidente commercialista, no? Giorni fa, una cosa recente, no, i primi di gennaio, dove praticamente in termini molto urgenti propone l'installazione di diversi inceneritori in Sardegna. Al che, facendo un ragionamento molto semplice, e se qui in Sardegna la differenziata è ormai una prassi acquisita, per cui siamo in tanti a fare la differenziata, tanto da annoverarci tra le regioni cosiddette d'Italia in testa proprio per fare una differenziata seria. Ma allora se aumenta la differenziata, questo dovrebbe abbattere il numero degli inceneritori, quindi noi piano piano dovremmo chiudere gli inceneritori perché non ci servono. Che la che quindi la differenziata significa produzione di materia prima, quindi produzione, quando noi chiamiamo i rifiuti urbani, quelle sono risorse, per cui una differenziata fatta bene ci consente di raccogliere, di selezionare l'alluminio, il vetro, tutto che potrebbe produrre qui in Sardegna un'industria diversa, un'industria assolutamente ecocompatibile, ecosostenibile, creando ricchezza vera per noi e immediata e occupazione. Invece cosa succede? Come si chiama? Anch'io me lo dimentico. Cappellacci. Cappellacci ci propone ancora tambur battente nuovi inceneritori col carattere dell'urgenza. Queste cose sono nel mio sito, è tutto documentato. E non fa un minimo cenno alla differenziata, nulla. Quindi noi, tutti i prodotti differenziati, anziché tenerceli qui a casa nostra e lavorarli, no, quelli li esportiamo via, fuori, li mandiamo fuori. E nel mentre cosa importiamo? Importiamo rifiuti tossici. E gli inceneritori non servono per i nostri cosiddetti rifiuti, ma servono per l'importazione delle porcherie. Quindi c'è un processo molto ampio di speculazione, di consumo del territorio e di forte desertificazione, perché certo che vogliono desertificare il nostro territorio. L'agricoltura ormai è totalmente a terra, la pastorizia a terra, a tutt'oggi non esiste una legge sulla pesca, che è una cosa drammatica. Noi, la nostra isola, al centro del Mediterraneo non ha una legge sulla pesca, ma non è possibile, e quindi sulla risorsa mare. Vuol dire che qui c'è dell'altro e la politica non ragiona a tutt'oggi nei termini di mettersi al servizio di un popolo e gestire quello che si chiama bene delle collettività. Non è questa la politica. E quando io sento, adesso un po' stringono perché Grillo ha cercato di far tremare i pilastri e le sicurezze, non ci sono più certezze. Se sino a ieri e a qualche giorno fa si pensava anche di andare a elezioni anticipate, dimentichiamocelo. Sono tutti attaccati alle sedie, non si va più, perché non si sa adesso con Grillo che cosa succederà, no? Che sono fenomeni, tutti questi fenomeni sono inquietanti, quindi sono tutti abbarbicati, lì resteranno sino alla fine e dicono sì perché l'antipolitica. Io sento ragazzi di 20 anni che parlano di antipolitica rispetto a quello che succede nelle piazze. No, quella è una reazione all'antipolitica che si sta praticando all'interno delle istituzioni. Quindi c'è da chiederci che cos'è la politica, dov'è la politica, e la politica va recuperata, la politica dobbiamo recuperarla come dobbiamo salvare le istituzioni democratiche aprendole alla gente e non chiudendole. Scusate, sono molto chiacchierona, però è tutto così. L'eolico a tappeto dappertutto, ma qualcuno si è posto il problema, ad esempio, dei pannelli solari fra 20 anni. Chi li smaltisce? Ma l'apertura di Porto Canale, ormai siamo in pochi, l'apertura di Porto Canale non è un favorire ulteriormente lo smaltimento dei rifiuti dall'esterno qua? Ma sì, ma è quella la prospettiva. La prospettiva è quella, facciamo soldi veloci,
importiamo porcherie, tutti tranquilli e sereni, stiamo a guardare, così macinano, ci portano un po' di soldi, ma i soliti noti poi mica vanno alle collettività, per cui non c'è nessuna tutela del bene delle collettività. Per questo io dico, in tutte le situazioni dobbiamo vigilare. Noi o ci riprendiamo il controllo del territorio, oppure non ha senso che il nostro popolo, perché un popolo non può sopravvivere senza il suo territorio, e il nostro lo stanno consumando, devastando. C'è un indice di patologie che io anche da medico mi sono stufata di pensarci, non ci voglio pensare, perché c'è da farsi venire la disperazione per l'incidenza delle malattie. Sembra davvero un popolo ammalato il nostro, e quindi fra 20 anni, se continueremo così, la situazione demografica non sarà quella di oggi, sarà un terzo.